Eh, Ai giovani dico anche un'altra cosa che ritengo sia molto importante, e cioè l'esercizio fisico deve essere fatto con giudizio, senza esagerare, ma è un'attività che aiuta la nostra salute. E poi soprattutto ricordiamoci che dobbiamo avere un gran numero di contatti con la società, perché il cervello dei giovani si deve sviluppare, e quanto più facciamo in modo che sia sollecitato a vedere, a ricordare, a ragionare, tanto più il nostro cervello si svilupperà nel modo adeguato. Quindi questo, diciamo, sono un po' le raccomandazioni che vanno fatte, e sono quelle che ci danno la probabilità di avere una buona qualità di vita. Non dimentichiamoci che noi siamo orgogliosi per una lunga durata di vita, ma se andiamo a guardare quello che ci interessa, e cioè la durata di vita sana, scendiamo al 15° posto, perché abbiamo almeno 10-15 anni in cui abbiamo malattie e cattiva qualità di vita. Quindi stiamo attenti, guardiamo alle buone abitudini di vita, sono molto importanti perché ci evitano di andare dal medico e di prendere farmaci, e soprattutto non crediamo a tutto quello che ci raccontano. Tenete presente che tutta questa pubblicità che si fa e tutto quello che viene fatto per farvi credere che gli integratori alimentari siano utili, è vero che sono utili, ma sono utili per chi li vende. Auguri di buona salute a tutti.